Francesco Peron ai campionati italiani di categoria ha vinto l'oro in 51,73, ma si parla di vasca lunga, aveva nuotato ai criteri a 51,72 in vasca corta, 24,87 per lui al passaggio, Trentin 25,52, Agugliari 25,78, primato della manifestazione di Andrea Pegoraro 52,02. Vediamo la situazione con Peron scatenato, ha da poco vinto il 100 farfalla a suon di primato e non si arrende, ci mette tutta la forza fisica che ha per andare a vincere un'altra medaglia d'oro, 50,83. E dunque arriva ancora un botto dalla vasca di Montebelluna, Enrico Agugliari è secondo, 53,89, Tommaso Trentin 59, 53,91 per la terza.